Crisi e volontà di ripresa, le due facce di una medaglia che contraddistingue anche il nostro bassanese. I numeri dell'export regionale parlano di un Veneto dei distretti che, nonostante tutto a retto, in forte difficoltà continuano a restare invece le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro tessuto economico. Basti pensare al problema della disoccupazione, al dramma di tanti, troppi imprenditori che si tolgono la vita perché schiacciati da tasse, schiacciati da debiti. Allora può diventare fondamentale aiutare la ripresa, che ha al centro soprattutto un turismo che copre oltre il 10% del PIL regionale. Dal suo canto la Giunta veneta ha attivato una politica di difesa delle scelte di tutela del territorio contro prese di posizione centralistiche che non rispettano le specificità locali. Già, i prodotti tipici locali che corrono a pari passo con un'intensificazione dell'attività agricola anche nel Bassanese e che sta registrando un avvicinamento soprattutto dei giovani al comparto e si conferma un livello di ripresa molto più alto rispetto al quadro nazionale. Andando a valorizzare invece l'origine e la qualità, noi facciamo crescere il prezzo di questi prodotti e diamo dignità al prodotto e a chi li produce. A chi li produce, infatti, si è visto anche l'aumento di giovani che si avvicinano anche proprio all'agricoltura in questi ultimi periodi. Certo, io invito i giovani a farlo sempre con maggiore energia, perché a breve partirà la nuova programmazione europea dove ci sono circa 1,5 miliardi di euro nel piano di sviluppo rurale, che in modo particolare va a incentivare l'avvio di nuove aziende dedicate ai giovani e con prodotti innovativi e sicuramente con grande qualità da un punto di vista dell'origine e della produzione. Comparto agricolo e turismo in una regione come il Veneto d'altissima vocazione diventano unica strada da percorrere. Certo, serve l'apporto delle istituzioni. La cosa importante è anche poter mettere a regime dei fondi comunitari che abbiamo indirizzato in maniera puntuale e precisa per quanto riguarda appunto il turismo e il territorio. Quindi quasi 53 milioni della prossima programmazione comunitaria dei fondi FES sono destinati proprio a iniziative come queste.